Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati in questa giornata di metà mese, metà settimana, 15 dicembre, mercoledì, e noi ritorniamo in compagnia delle stelle di Radio.0 per tutte le ultime novità. E allora iniziamo il nostro viaggio tra i 12 segni, partiamo dall'Ariete. Prevenire eventuali problemi è sempre meglio. Imparate a fare valutazioni e bilanci prima di intraprendere qualunque impresa. L'avvedutezza è tutto, ricordatelo. Se vi state poi arrampicando sugli specchi, cercate di improvvisare, ma la prossima volta preparatevi. Toro, se in famiglia si respira aria di tensione per via della quadratura della Luna con Saturno, è perché avete bisogno di maggiori spazi e indipendenza. La congiunzione lunare con Urano vi esorta poi a portare avanti le vostre idee, per quanto strane esse siano. Gemelli, superate con un sorriso un piccolo conflitto emotivo, via il risentimento e intraprendete la strada del perdono. Siete più sereni, questo è sicuro oggi. Non generalizzate mai inoltre, ma vagliate caso per caso, vale la pena, ve lo assicurano le stelle, metterci un po' più di attenzione. Cancro, un nuovo interesse o una nuova conoscenza riaccendono in voi l'entusiasmo, quello che cercavate da tempo, che porterete volentieri anche nei compiti meno gratificanti. Non chiudetevi a riccio o rischierete di perdere molte opportunità, anche se a volte la solitudine aiuta. Leone, anche se non avete ottenuto l'elogio desiderato, non fatene un dramma. Invece di rattristarvi, moltiplicate gli sforzi verso il vostro obiettivo, quello più in alto. Collaborare con il vostro team vi richiede un sacrificio in più, ma l'importante è che ne valga la pena. Vergine, utilizzate l'immaginazione dove non arrivate con le conoscenze pratiche e provateci, anche se non siete davvero sicuri al 100%, l'importante però è che sia farina del vostro sacco, proprio per questo ci farete una bella figura con i colleghi. Bilancia, davanti a una porta chiusa non fatevi intimorire, continuate a bussare. Nelle cose a cui tenete davvero ci aggiungerete un pizzico di passione, questo è molto importante. L'atmosfera natalizia poi già vi trasmette buon umore, anche se le faccende da svolgere sono davvero tante. Scorpione, meno scontrosi del solito, da qualche giorno senza Marte a sovreccitare gli animi. La Luna in Toro vi invita alla calma e al rispetto reciproco. Arrivare a un compromesso, vedrete, sarà più facile del previsto, soprattutto se metterete in primo piano il bene comune. Sagittario, forse un collega ha avuto una piccola défaillance, ma non per questo dovreste guardarlo dall'alto in basso. A tutti alla fine capita di sbagliare, la prossima volta potrebbe toccare proprio a voi. Dimostrate al mondo di avere davvero un gran cuore, come? Assumendovi una responsabilità piuttosto gravosa. Capricorno, concretamente riuscirete a fare molte cose oggi grazie al trigono lunare e alla tranquillità della giornata. Un po' di senso pratico è proprio quello che vi serve. Se volete poi centrare il bersaglio dovreste essere lucidi ma rilassati, la tensione infatti rovina l'atmosfera. Acquario, la timidezza innescata dalla disarmonia della Luna con Saturno potrebbe porvi di fronte ad alcuni limiti che dovete al più presto superare. Dovendo fare un lungo discorso non improvvisate, a meno che non vi sentiate del tutto sicuri. E chiudiamo infine con i pesci. Alimentate la vostra vena romantica come suggeritovi dalla Luna nel fiducioso Toro, soprattutto se la persona conosciuta vi intriga parecchio. Dare fiducia, ricordatelo, è sempre un atto d'amore, una concessione in cui siete disposti a rischiare qualcosa. Ed è tutto quindi anche per oggi dalle nostre stelle, noi ci risentiamo domani con tutte le novità, intanto una buona giornata e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0